Raffaele Padrone, FSP Polizia, grazie per essere con noi. Facciamo il punto, insomma, abbiamo aperto il telegiornale odierno con diverse tragedie dall'esito mortale e le chiedo dal punto di vista chiaramente della polizia, in particolare polizia stradale, quanto sono fondamentali i controlli su strada e soprattutto quanti casi si verificano di guida in condizioni non idonee. Ma guardi, purtroppo avendo chiaramente una visione nazionale di quello che succede, non parlo quindi dei numeri del Friuli Venezia Giulia, siamo veramente male perché abbiamo un aumento del circa del 7-11% rispetto all'anno precedente sul numero, ahimè, delle persone decedute per incidenti stradali che, guardate, sono circa 600 al giorno e comportano la morte di 12 persone al giorno. Abbiamo, se ricordo bene, nel 2022 c'erano 1400 morti, si contavano solo per incidente stradale e a un'età inferiore ai 35 anni. Quest'anno su 200 morti, parliamo da gennaio 23 a oggi, Certo. sono circa 200 i morti che hanno meno di 35 anni. Quindi i 78 persone con meno di 35 anni che si sommano, ripeto, a queste 200 persone decedute solo, ripeto, per incidenti stradali. Bisogna verificare le motivazioni l'abbiamo detto altre volte in altre occasioni, in svariate domande. Il problema è sicuramente quello di mettersi alla guida in stato di ebbrezza oppure, vista l'età, sotto i 35 anni, l'assunzione di sostanze stupefacenti. Poi quello che c'è sempre stato, che non è adesso, l'alta velocità, la distrazione, ma anche, come dicevo, ripeto, in altre occasioni, la guida oggi al cellulare, quindi la distrazione del maledetto cellulare mentre si guida. Queste sono tutte cause che però, come abbiamo sentito e come vi ho detto, portano alla fine dell'anno cifre enormi, 1400-1500 persone che muoiono, giovani, e che muoiono soprattutto in una condizione, insomma, non naturale. Ed è per questo che la polizia interviene sui ragazzi, in particolare con incontri specifici sulle scuole, nelle scuole. Sì, la Polizia di Stato anche nelle scorse settimane, anche a Pordenone, ha incontrato gli studenti e soprattutto la Polizia Stradale, nella loro specialità, che cerca di spiegare cosa significa mettersi ad esempio alla guida solo per aver bevuto magari qualche bicchiere in più. Questo capita poi nelle feste, capita nei weekend, tant'è che come forze dell'ordine abbiamo istituito con le prefetture e con il Dipartimento i controlli famosi per le stragi del sabato sera. Non è a caso la terminologia, ma nel periodo più propizio a questa tipologia di incidenti avvengono nei weekend o, ripeto, nelle feste o dopo le sagre o dopo festeggiamenti. Non dimentichiamoci anche i festeggiamenti che come ogni giorno e ogni anno si ripetono per causare queste morti, no? Quindi credo che ci debba essere, a parte il controllo della polizia, che ahimè oggi è diverso da qualche anno fa, perché c'era più polizia per la strada, parlo solamente dell'attività della polizia stradale ovviamente, c'era un controllo diverso, c'erano autovetture diverse. Oggi, se prendiamo la stradale di Pordenone, riesce a coprire i turni obbligatori impartiti dal Dipartimento, dal compartimento della Polizia Stradale Friuli Venezia Giulia, perché sono impegnati in tante attività, no? Pensiamo a tante attività, manifestazioni, però la polizia stradale soffre nella stessa maniera in cui soffre la polizia delle telecomunicazioni, la polizia ferroviaria, le questure. Adesso proprio
qualche giorno fa, il 19, il Dipartimento ha fatto un piano di rinforzo per l'estate 2023 e ha assegnato, spostando, okay, ha assegnato, sembra che siano stati messi in più, spostando personale, ha assegnato personale proprio nelle città turistiche dove ci sarà più affluenza. Apriremo dal 5 luglio al 28 agosto, anche qua le date si sono ridotte perché ai tempi miei si partiva dai primi di giugno, si arrivava al 31 agosto nelle aggregazioni, oggi si parte dal 5 luglio al 28 agosto e ha impiegato quindi circa 500 uomini da distribuire tra questure per le localizzazioni balneari, come una ventina di unità per la sezione polizia stradale. Certo. Quella che a noi interessa qua vicino è Venezia, in alcuni posti, escludendo mi pare Chioggia, quindi il potenziamento anche lì, stranissima questa cosa, però non è stata potenziato il commissariato di Chioggia, ma 14 unità raggiungeranno il 5 di luglio l'apertura di Lignano, quindi anche lì ci sarà un controllo. Però se pensiamo alle 14 unità, anzi solo lì 10 sono su Lignano e altri 4, ripeto, per la stradale. Se pensiamo al flusso di persone che arriveranno e staranno arrivando e arrivano nel periodo estivo, insomma il numero delle persone, il numero delle unità sono poche, però su 450 uomini che verranno spostati, pensate quante località turistiche ci sono, ma se ci fossero tanti poliziotti si potrebbe giostrare di più. Grazie Raffaele Petrone per essere stato con noi. Andiamo avanti con il telegiornale, nuova giornata di agitazione a Trieste per la vertenza Varsila, con l'assemblea in sciopero voluta dai sindacati, che si è svolta fuori dai cancelli dell'impianto di Bagnoli della Rosandra questa mattina per discutere degli sviluppi sulla crisi del colosso finlandese.